L'autonomia veneta resta il sogno del cassetto di qualunque abitante di questa regione, dallo slogan di Paga e Tasi dei primi anni 90 in poi, scrive Luca. È uno dei tanti sms che ci sono arrivati in questi giorni. Il tema del nostro TG Linea Aperta sull'autonomia scalda i cuori. Andrei a votare anche di notte se facessero il referendum per l'autonomia, scrive Chiara. Attenzione cara Chiara, aggiungiamo noi, perché a Roma, vista la strizza che hanno per questo voto, potrebbero prenderla in parola. Un altro ascoltatore precisa: sia l'autonomia, così i nostri soldi resterebbero qui in Veneto e si potrebbero utilizzare per tutte le necessità. Siamo stanchi di chiedere l'elemosina a Roma. Maria da Bassano scrive: è giustissimo fare il referendum per l'autonomia del Veneto, o tutte le regioni autonome o nessuna. Basta dipendere dalla capitale, il Veneto sa camminare con le proprie gambe. C'è chi chiede alla politica di concentrarsi solo su questa partita. È una cosa sacrosanta, è una battaglia da portare avanti, ci dice Tarcisio, ma forse è meglio non banalizzarla, mischiandola con il bilinguismo come sento fare da molti. Nei prossimi giorni continueremo a leggere e pubblicare i vostri messaggi. Continuate a scriverci, siete in tantissimi.